Benvenuti anche oggi ad un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Abbiamo partecipato all'inaugurazione della mostra del noto pittore sandonatese Nico Calleguer. Per l'occasione era presente un pubblico numeroso di artisti e collezionisti. Vediamo il servizio. Sabato 17 marzo, nella Galleria d'Arte del Comune di Ceggia, presso la Biblioteca Civica, si è inaugurata la mostra personale del pittore Nico Calleguer, presentato dall'assessore alla cultura, la dottoressa Carla Trevisan, e dal critico d'arte Gianni Boatto. Sono esposti in mostra una trentina di opere, paesaggi, nature morte e fiori. Nico Calleguer è considerato uno tra i maggiori pittori figurativi del Veneto, oltre che un abilissimo incisore. La pittura di Nico Calleguer è una pittura di sentimento che rappresenta un mondo in cui tutto è al suo posto. Rigorose forme geometriche caratterizzano i suoi dipinti. Pennellate intense che suscitano emozioni e colori lussureggianti danno alle composizioni di Calleguer un tocco di ricercatezza, frutto di una grande ricchezza interiore. Ricordiamo che la mostra rimane aperta fino al 31 marzo dalle 17 alle 20.